Sono le 21:30 di mercoledì quando un boato terribile terrorizza chi vive lungo la strada 307 del Santo. A esplodere il rimbombo, avvertito a decine di metri di distanza, uno dei due autovelox della Viscordia, quello posto da fine giugno sui limiti dei 50 all'ora all'intersezione con via Donizetti. Un grosso petardo, quello fatto saltare ieri sera secondo le prime ipotesi di vigili del fuoco e carabinieri giunti sul posto. Sono ancora visibili i danni causati dallo scoppio sull'asfalto, come vedete c'è questa breccia alla base dell'autovelox, l'esplosione ha poi danneggiato anche l'antenna sovrastante, quindi la telecamera non è in funzione come tutta l'apparecchiatura che in questo momento è spenta. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto. L'ordigno, che è stato posizionato alla base dell'autovelox, adesso è al vaglio degli artificieri. Oltre all'autovelox, nelle prime ore di oggi è stata colpita con una carabina una telecamera a circa 200 metri dall'autovelox esploso in direzione Cadoneghe Campodarsego. Tanta la paura dei residenti, tanta la rabbia dei 40.000 multati dai due apparecchi in funzione da fine giugno. Molte le persone che di queste multe stanno facendo una collezione, tanti quelli che hanno perso in un mese tutti i punti della patente. Sui social l'esplosione ha fatto scatenare l'ironia e i commenti pungenti, gli stessi raccolti da alcuni veicoli in transito indirizzati alla nostra troupe sul posto, cittadini sul piede di guerra che si stanno organizzando per chiedere un incontro al prefetto e al questore di Padova.